Ehi, benvenuti a un nuovo video del canale Labirintando con Yana. Io sono sempre la vostra Yana Sagoga di fiducia e oggi, dopo un po' di pausa, sono tornata per parlare di quello che sta succedendo in Sardegna. Ovviamente voi siete degli utenti del web privilegiati perché avete sentito parlare di speculazione energetica e di tutto ciò che stava per accadere in Sardegna già in tempi non sospetti. Vi ho parlato la prima volta di tutta questa situazione a gennaio del 2023 nel video dove parlo del fuoco di Sant'Antonio, se vi ricordate. Quindi insomma noi ne abbiamo già parlato abbondantemente, ma adesso la situazione si è fatta, diciamo, più pregna, e quindi è necessario che vi racconto un po' meglio quello che sta accadendo. Spero che siate bene, siete sempre una community fantastica, mi avete scritto in tantissimi per avere maggiori informazioni su ciò che stesse accadendo, e quindi dopo questa pausetta così di svago e di amore per la terra e per il mare, come avete visto dallo scorso video, ho deciso di approfondire la questione, anche perché non so se ve l'ho già detto, ma faccio parte del comitato sarcidano contro la speculazione energetica a difesa del territorio, e quindi ovviamente sto partecipando a tantissime attività. Questo video sarà strutturato in questo modo: nell'intro vi racconto un po' cosa sta accadendo, e nella parte cicciosa del video invece vedrete un po' di immagini degli eventi che stiamo portando avanti, soprattutto come comitato sarcidano. Allora, la questione si è fatta imponente e importante, ormai se ne parla ovunque, se ne parlano nelle TV, diciamo nei mass media, quelli allineati, il mainstream, se ne parla nei canali alternativi, sia per quanto riguarda insomma i canali che noi abbiamo sempre conosciuto, quindi Telegram, eccetera, YouTube, se ne parla anche ovviamente in BioBlue, quindi l'argomento ormai è sulla bocca di tutti, assolutamente ha smesso di essere qualcosa di regionale, in questo senso è diventata una questione nazionale, anche mediterranea, perché poi le voci, diciamo, che stanno girando parecchio, e quindi i commenti si fanno ovunque. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che ovviamente da quel gennaio famoso in cui vi avevo raccontato, insomma, che era arrivata questa prima programmazione per quanto riguarda il territorio del Sarcidano, questo tipo di programmazioni si sono non moltiplicate, ma proprio sono cresciuti come se fossero funghi. E la situazione in Sardegna, se andiamo a guardare le mappe di tutte le proposte che sono state fatte per quanto riguarda le energie rinnovabili, che riguardano sia l'eolico interno, quindi a terra, sia l'eolico a mare, ma anche il fotovoltaico di stese, di fotovoltaico in territori agricoli, quindi il cosiddetto agrofotovoltaico, sono diventati veramente qualcosa di massiccio e di inquietante e di pericoloso. Nell'arco di quest'anno, dalla nascita del comitato territoriale nostro, che è stato un po', diciamo, il prodromo di tutto ciò che è attualmente il movimento contro la speculazione energetica, i comitati si sono moltiplicati allo stesso modo, perché ogni qualvolta c'era un programma, comunque si sapeva di un impianto che sarebbe stato fatto in una zona specifica, hanno iniziato a nascere i comitati territoriali, comitati proprio radicati all'interno del territorio specifico, che poi hanno creato sinergia tra di loro, hanno cercato comunque di supportarsi sempre vicendevolmente in tutta l'isola. L'abbiamo visto, chi sta in prima linea lo vede continuamente, che veramente si è creata una solidarietà tra noi sardi, che ci porta a dire che attualmente, quindi quando sta andando in onda questo video a fine luglio 2024, si può parlare tranquillamente di un fronte unico del popolo sardo contro l'assalto delle energie rinnovabili in termini assolutamente di speculazione eolica energetica. Perché vi dico questa cosa, vi faccio questo preambolo così? Perché è molto importante, perché ovviamente insieme a una lotta di popolo, immediatamente a livello di polemica, diciamo, generale, di opinione pubblica, ma nel caso specifico ormai funziona così, lo sappiamo, nei social si è creato molto dibattito, anche dibattito un po' sterile, perché sappiamo come sono le dinamiche
del web, perlomeno qua sul mio canale lo sapete tutti perché ne abbiamo sempre parlato. No, sappiamo quali sono le dinamiche, ci sono ovviamente anche i troll prezzolati che vanno in giro per il web a sminuire il lavoro ovviamente di chi sta facendo una lotta specifica per dei motivi specifici, andando ovviamente a farci passare tutti per dei trogloditi antiprogressisti che vogliamo vivere ancora all'età della pietra con il mito della Sardegna selvaggia che deve rimanere intatta e intonsa per un assalto invece magari turistico. Non è affatto così la questione è molto diversa, è nata in modo molto diverso in termini proprio di lotta intendo dire, e quindi assolutamente si sta dipanando in modo completamente diverso. È sempre stato chiaro dalla nascita del primo comitato che non so se sia proprio soltanto il nostro Sarcidanese che è stato il primissimo, chi se ne frega, però sicuramente in Sarcidano siamo stati i primi. Noi a febbraio 2023 avevamo fatto un'assemblea territoriale in un comune, nel caso specifico era il comune in cui abito io, ma si tratta di un comune comunque dove è confluito tutto il Sarcidano a parlare di questa cosa, quindi già in tanti eravamo comunque con le antenne sollevate. E la questione è sempre stata chiara sin da quella prima assemblea, cioè noi non siamo contro la transizione energetica, cioè siamo coscienti che bisogna fare questo passo contro oltre il fossile, ma ne siamo coscienti perché in Sardegna abbiamo una situazione ecologica vergognosa, ma una situazione anche economica vergognosa legata alle questioni fossili, sin dalle miniere. Prima e poi ovviamente tutta la questione del petrolchimico che ha creato tutta una serie di situazioni socio-economiche e culturali che stava andando a deturpare il territorio, a scardinare economie, ha fatto un lavoro assolutamente di destrutturazione gravissima, e quindi la mia generazione ne raccoglie tutti i disastri fatti da quelle scelte infauste, per cui francamente non abbiamo nessun problema ad andare oltre. Il discorso è che non si può fare una transizione energetica che sia sulla pelle di coloro che vivono nei territori, perché quelli che viviamo qua siamo pochi. Siamo incasinati perché da un punto di vista dei servizi, della burocrazia, del rapporto governo centrale, governo regionale siamo in condizioni pietose, però ci siamo, viviamo, stiamo portando avanti comunque dei programmi di valorizzazione e tutela dei territori con molta fatica e assolutamente non vogliamo che tutto questo venga spazzato via appunto da un atto che è assolutamente neocolonialista e speculativo. Ne ho già parlato nel video famosissimo, uno dei primi video, insomma, giramenti di pale, però è giusto ribadire questo aspetto, soprattutto adesso che siamo proprio al clou del discorso, perché chissà chi tutto arriverà a guardare questo mio video e fare i commenti idioti e banalotti che ci sono sempre sotto i miei video quando tratto questi argomenti. Quindi meglio dirlo, siamo contro la speculazione, non siamo contro la transizione ecologica, perché non abbiamo sicuramente grande amore per il fossile visto il danno che ci ha fatto, e quindi a maggior ragione davanti a questo tipo di assalto siamo ancora più attenti, perché non siamo più le generazioni del passato, siamo decisamente più aperti a una visione del mondo, vediamo cosa sta accadendo e sappiamo benissimo che qua si tratta di fenomeni di land grabbing, proprio di furto della terra. Perché parliamo di furto della terra? Parliamo di furto della terra, ragazzi, perché qua si tratta di espropri, stanno arrivando, prendendo le terre alla gente che le coltivava da generazioni, terreni come sta accadendo per esempio a Selargius, dove si è creato un presidio del no Tyrrhenian Link, dove sono andati ad espropriare terre che comunque erano da generazioni in mano dei proprietari, che valorizzavano e tutelavano tutta una serie di questioni paesaggistiche, quindi non soltanto visive ma proprio anche culturali, perché chi coltiva gli ulivi, chi coltiva una determinata specie, chi porta avanti un tipo di agricoltura anche tradizionale, sinceramente sta facendo paesaggio, che voi ci crediate o no, queste sono anche regole europee, cioè la definizione di paesaggio non è che se l'ha inventata Marta Serra che lo sta dicendo così, è una roba che esiste a tutti i livelli di questa grande piramide, dove ovviamente tra un piano e l'altro ci si schiaccia vicendevolmente.
Per cui gli espropri significa che vengono e ti prendono via la terra. Questo si tratta di land grabbing vero e proprio. Ho parlato del no Tyrrhenian Link, ne avevo già parlato del Tyrrhenian Link quando ancora lavoravo in collaborazione con Alternative. Sapevamo insomma che la giunta Solinas in Sardegna aveva fatto tutta una serie di cose con il mitico Magico Cingolani, quindi sapevamo che ci stava arrivando in testa una roba terribile. Però insomma da qui a concretizzare non è che sia passato tantissimo, però un po' di tempo è passato. Ovviamente sappiamo come funziona anche l'opinione pubblica e come funziona il mondo del web, dove gira la ruota e ci si dimentica di quello che accade prima. Però ci siamo in un po' che siamo comunque attenti a tutte queste dinamiche, e soprattutto quando questo tipo di programmazione arrivano nei nostri territori immediatamente ci mobilitiamo affinché possiamo dare le nostre rimostranze, far comprendere che comunque chi è qui sta cercando di fare il proprio lavoro, e che non è possibile che noi dobbiamo fare programmazione di valore, valorizzazione e tutela del territorio che durano 10-20 anni, e questi qua nel giro di 1 anno e mezzo vengono e ti prendono la terra direttamente, terra che è in mano magari a dei proprietari da generazione a generazione. Vergognoso. Nel caso specifico del presidio di Selardos hanno proprio sradicato un'intera cultura di ulivi, lasciandoli seccare. Loro li hanno tolti, li hanno ripiantati, poi li hanno ritolti. Adesso c'è stata questa cosiddetta rivolta degli ulivi, nel senso che tutta una serie di persone da tutta la Sardegna sono andate lì a ripiantare una serie di colture, però quello che è stato tolto è rimasto tolto, cioè diciamo quella memoria storica, memoria culturale presente, anche familiare in questo caso specifico, presente all'interno della cultura degli ulivi, non c'è più, perché le hanno tolte. Gente che viene così da chissà dove, la maggior parte sono continentali tra l'altro, vengono qui e tolgono insomma il patrimonio culturale che è fondamentale per noi, ed è una cosa assolutamente vergognosa da condannare totalmente. Poi che cosa è successo oltre a questo di casi eclatanti? Assolutamente ciò che è accaduto al porto di Oristano. Al porto di Oristano abbiamo visto che ci sono stati dei movimenti appunto di scontro nei confronti di coloro che stavano trasportando dei pezzi che sarebbero stati poi trasportati in luoghi in cui avrebbero installato queste pale eoliche gigantesche, quindi non le pale eoliche, mi riferisco soprattutto ai sardi o chi è venuto in Sardegna in vacanza quest'anno, quindi non le pale eoliche che vediamo, che già sono tantissime, però quelle mini eoliche, piccolo eolico. Quello che stiamo dicendo noi è un eolico gigantesco, ogni pala è grande come una Tour Eiffel, per intenderci, quindi immaginiamoci i buchi all'interno della terra che andranno a fare, pieni di cemento, cioè una deturpazione irreversibile, praticamente irreversibile. Di questa cosa ne abbiamo parlato abbondantemente nel video con le ragazze del coordinamento Gallura, Maria Grazia e Maria Antonietta. Io nomino questi video così, insomma, vi mando i link mentali e potete andare poi a rivedere le cose che abbiamo già detto. Per cui a Oristano abbiamo visto proprio questi pezzi che venivano trasportati. Già dal primo giorno c'è stata una grande resistenza, si è fatta tendenzialmente resistenza passiva, poi ci sono state delle scaramucce ovviamente, perché a un certo punto la contrarietà può diventare anche forte in questo senso qua, però senza entrare nei dettagli, perché di queste cose se ne occupano gli avvocati, io non lo sono, quindi sinceramente non mi sento di fare un'analisi in questo senso, anche perché se devo fare analisi sia di questo tipo, sia strategica, la faccio nelle dovute sedi, sicuramente non la faccio in questo contesto specifico, però in linea generale diciamo che comunque si è fatta tendenzialmente resistenza passiva. Il primo giorno a Oristano quindi abbiamo visto questo pezzo che veniva trasportato, e poi abbiamo scoperto che sarebbe stato installato in un impianto tra Villacidro e San Luri, lo dico così in linea generale, Sant'Umiali si chiama il luogo specifico. E lì diciamo che c'è stato il grande scalpore che poi ha fatto parlare tutti, proprio per questa cosa anche del porto, che nel nostro ambiente un po' controinformativo ci ha riportato a cose un po' vecchie, no? E quindi niente, io ero presente il primo giorno, ho visto, sinceramente io vi dico la verità, sapete che da gennaio
2023 che parlo di questo argomento, io fino al giorno non avevo contezza di quanto veramente quello che potrebbe accadere sarebbe irreversibile, perché noi lo immaginiamo, no? Però andare a vedere quel pezzo di pala che passava lì e pensare che era solo un sesto di un'unica pala, di un unico impianto, sinceramente fa una paura terribile, nel senso che da lì possiamo veramente in maniera proporzionale andare a immaginare il disastro ambientale, paesaggistico, culturale che farebbe alla nostra terra e alla nostra cultura, alla nostra identità. Siamo messi in gioco proprio anche come popolo autoctono in questo caso specifico, quindi veramente l'ho potuto toccare con mano. Il giorno al presidio diciamo il giorno a Oristano, sappiamo che c'era un presidio specifico con delle sigle specifiche, e da lì insomma abbiamo analizzato anche che comunque il movimento si stava veramente ampliando, non erano più soltanto i comitati territoriali che non appena gli veniva notificato un nuovo impianto si mobilitavano per difendere il proprio territorio, ma stavano nascendo tutta una serie di comitati che volevano manifestare la propria contrarietà, al di là che fossero interessati o meno da diciamo notifiche specifiche di nuovi impianti. Ovviamente anche io lo dico molto tranquillamente, in questi contesti ovviamente quando il movimento si allarga bisogna anche stare attenti, perché ovviamente le infiltrazioni pullulano e lo sappiamo, quindi invito gli attivisti di tutte le estrazioni e di tutte le sigle a stare sempre attenti alle famose truppe cammellate, perché sinceramente quello vuole fare il potere, inserire delle persone che abbiano contezza, mettere rovinare, spaccare un'intera visione, così che in questo caso è molto monolitica in Sardegna, proprio per fare andare a male l'intera lotta. Quindi ci tengo a dire questa cosa, tutti vigiliamo, ovviamente non dobbiamo guardarci tutti in cagnesco, però vi dico una cosa e ve lo dico da Koga: se ci guardiamo negli occhi secondo me riusciamo a capire chi è in buona fede e chi no, quindi valutiamo le persone per quello che sono nel momento in cui ci interfacciamo, no? Quindi valutiamo in questo senso qua, sempre prudenza, mi raccomando, evitiamo di dire cose di pancia, perché sinceramente vogliono solo la scusa dei nostri svarioni per darci tutte le colpe. Già siamo attaccati sotto tutti i fronti, soprattutto da diciamo appunto quei famosi troll prezzolati che sono sia web che di persona, che ci dicono appunto che siamo retrogradi, antiprogressisti, ignoranti e vogliamo rimanere nella nostra ignoranza. E va bene così, non è che ci pensano che qua ci sono persone che stanno facendo lavori di tutela e valorizzazione del proprio territorio, paesaggio, cultura, economia, eccetera. No, semplicemente noi siamo gente così che ci piace rompere le uova nel paniere a coloro che invece in Sardegna stessa vogliono emanciparsi. Va bene, questione di punti di vista, io ovviamente non la penso così, perché il vero significato di green dovrebbe essere un altro. Il green non taglia alberi, il green non spiana territori interi, il green non vende pezzi di terra per due briciole per piantarci immense distese nere di fotovoltaico, il green non fa tutto quello che sta facendo, non mette colate di cemento gigantesche che non è possibile togliere, disseminate in tutto il territorio dell'isola. Sinceramente questo non ho capito che green è, perché come sapete chi mi segue, green significa verde, quindi significa natura, che è tutta un'altra visione rispetto a questo, che è metallo, soprattutto fondamentalmente immondezza, perché quando si tratta di speculazione piantano le cose, ma non è che per forza le devono far funzionare, per loro l'importante è che le piantino, quindi sappiamo bene di cosa si tratta. Cosa sta succedendo invece dal punto di vista politico? Dal punto di vista politico, quello che mi avete chiesto di più in privato, via mail, eccetera, ma è vero che Alessandra Todde ha fatto una legge, finalmente ha cambiato idea, grazie alla vostra pressione dei comitati, e ha fatto una legge che sta impedendo che ci sia questo assalto? No, non è vero, lo dico con molta tranquillità, non è vero, noi lo sapevamo già da tempo che questa moratoria, come è stata chiamata, era completamente inefficace, perché comunque non andava a lavorare effettivamente da un punto di vista giuridico a fare in modo che
venisse bloccato completamente tutto il processo, anzi quasi quasi sembrerebbe che sta dando un po' di pausa per poi far arrivare all'assalto successivamente. Poi abbiamo visto comunque dai giornali locali soprattutto, io ve lo dico molto francamente, cari continentali, se volete sapere cosa esattamente sta succedendo in Sardegna, seguite Videolina e leggete l'Unione Sarda, perché sono loro che si stanno occupando e sono sul pezzo su questo argomento, ma parlo insomma di mainstream sardo, sto parlando, sia chiaro. Sempre mainstream si tratta, prende i finanziamenti pubblici, eccetera, eccetera. Quindi stiamo parlando di mainstream, però un mainstream che comunque in questo momento ci sta dando possibilità di parlare, ci sta dando voce, è una nostra cassa di risonanza. Quindi se volete sapere che cosa sta succedendo in termini di fatti, vi consiglio assolutamente di seguire, di vedere Videolina e di leggere l'Unione Sarda. Tanto sul web li trovate, non dovete andare per forza in edicola o avere una televisione fisica in Sardegna per poterlo fare, quindi fatelo. Dicevo, li leggiamo nei giornali che comunque c'è questo dibattito sull'inefficacia o meno di questa legge, di questa moratoria. La TOD risponde in un botta e risposta di coloro che gli dicono che effettivamente è inefficace, ma quindi questa legge permette le nuove installazioni? No, non le permette. Allora perché al porto di Oristano stanno passando questi pezzi di queste pale gigantesche? Ma perché lì si tratta di una miglioria di un impianto già esistente? Sono questi cavilli, queste robe che non fa capire molto bene cioè, se la nostra presidente, che io non ho votato, sia dalla parte della terra, dalla parte del suo popolo, o se è messa lì da qualche potere, o se comunque ha degli interessi suoi, al di là di essere messa lì o meno, senza fare grandi complottismi, no? E quindi c'è questa ambiguità di base della nostra presidentessa, presidenta, presidente, non lo so, me frega niente. Quindi insomma il dibattito adesso è questo, però sempre a proposito di leggi, dai comitati, soprattutto quelli territoriali, che stiamo cercando comunque di avere un connubio funzionale ed efficace anche con le istituzioni, ovviamente prima gli amministratori locali, che sono coloro che dobbiamo avere dalla nostra parte, se non altro per essere informati, per sapere che cosa sta accadendo, se arriva una nuova notifica, sono loro che si interfacciano fondamentalmente con le aziende, no? Ovviamente si interfacciano è tutto un dire, nel senso che se si interfacciano troppo vuol dire che stanno trattando. Solitamente ricevono una notifica dove gli dicono senti signor sindaco, sai che c'è, vogliamo piazzarvi tutte queste pale eoliche lì, avete 10 giorni, 20 giorni, 30 giorni, cioè proprio date vergognose per presentare le vostre osservazioni, e quindi solitamente siamo in buoni rapporti con i comitati. Poi ci sono territori dove veramente i sindaci sono totalmente collusi perché fanno parte diciamo dell'altro strato del potere della politica, e lì ragazzi non c'è niente da fare, però tendenzialmente nelle piccole realtà stiamo avendo degli ottimi rapporti con le amministrazioni. Nel nostro caso specifico del comitato sarcidano abbiamo tantissimi sindaci dalla nostra parte, abbiamo la comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo con cui possiamo collaborare tranquillamente, ne abbiamo avuto contezza anche la settimana scorsa durante un'assemblea di cui poi vedrete i video. Quindi questa cosa è sicuramente molto importante. Ora, il Sarcidano è anche un enclave abbastanza particolare perché abbiamo una cultura veramente di radicamento territoriale, cioè coloro che hanno deciso di rimanere non solo in Sardegna, ma in questo pezzo di Sardegna lo fanno con grande amore per la terra, per la cultura, per la famiglia, dei valori che fanno parte fondamentalmente della nostra identità, perché sinceramente da un punto di vista dell'agio, della comodità e dei servizi è una zona pietosissima in questo senso, quindi tra l'altro una zona di mezzo, ve l'ho detto 1000 volte, le dinamiche sono veramente complesse, per cui si è creato veramente una buona sinergia tra noi, stiamo lavorando molto bene. Quindi tornando al punto, nei buoni rapporti con le amministrazioni soprattutto locali, adesso si sta iniziando a parlare di una proposta di legge a iniziativa popolare che vada comunque a lavorare su
dei casi giuridici specifici di cui io non vi vado a parlare, perché torno al discorso, non sono giurista, non sono avvocato, intervisterò delle persone che ci potranno spiegare meglio esattamente questo tipo di cose, e poi comunque nel video che metterò successivamente dopo la sigla vi renderete conto un po' meglio di che cosa si tratta. Ma si tratta appunto di una legge, di una proposta di legge a iniziativa popolare che andrà a bloccare meglio, diciamo, questo tipo di invasione attraverso, insomma, un lavoro specifico che riguarda una categoria specifica di tutela nel rapporto tra governo locale e governo nazionale. Noi abbiamo uno statuto speciale dove ci sono prerogative nostre per quanto riguarda determinate cose, e ci sono invece prerogative che sono sempre a livello nazionale. L'energia è prerogativa nazionale, quindi dovremmo lavorare sotto altri aspetti. Ne parleremo meglio, come vi ho detto. Per quanto riguarda il Comitato Sarcidano, io sinceramente sono molto felice di collaborare con tantissime persone di tutte le categorie, di tutte le età, di tutte le estrazioni, uniti come popolo sarcidanese a difendere il nostro territorio, ma non solo, con una coscienza sarda molto vivida, che ci permette appunto ognuno, anche per i fatti propri, di partecipare a tutte le altre attività degli altri posti, dimostrando comunque solidarietà, presenza, dimostrando di essere tutti uniti sotto un unico fronte. La settimana scorsa, quindi 19, 20 e 21, ci sono stati 3 eventi del nostro comitato molto molto importanti. Io ci ho tenuto a fare un piccolo reportage di quello che abbiamo fatto, con delle dichiarazioni di personaggi. Ovviamente ho dovuto stringare, ragazzi, perché sennò risulterebbe veramente troppo lungo, ve lo voglio proporre per capire un po' che cosa stiamo combinando, quindi anche io in prima persona a cosa partecipo e in che modo sto lottando contro la speculazione energetica. Ci saranno anche dei video del passaggio del primo pezzo nel porto di Oristano. Poi personalmente non sono più riuscita a spostarmi nelle coste perché sono impegnata anche in attività normali del mio territorio, cioè io ci tengo a dirla molto chiaramente questa cosa. Io quello per cui lotto lo amo tutti i giorni, quindi tutti i giorni lo valorizzo e lo tutelo prima di tutto. Continuo con le mie attività di tutti gli anni passati, c'è da lavorare con un'associazione per portare avanti un discorso che riguardi l'ambiente. Io ci sono, come c'ero 3 anni fa. C'è da fare un lavoro per valorizzare e tutelare un'attività religiosa tradizionale della mia comunità. Io ci sono in prima linea, quindi io faccio la mia attività di radicamento quotidiano nel mio territorio come sempre, e in più ovviamente combatto anche per difenderla, ma ciò che difendo lo amo, quindi mi prendo i miei spazi per la natura, i miei spazi per la cultura, i miei spazi per la religiosità, i miei spazi per tutte le cose che sono fondamentali nella vita di noi autoctoni dell'entroterra. Questo deve essere chiaro, e vedo che tranquillamente lo fanno anche i membri del Comitato Sarcidano, perché siamo persone radicate nel territorio, che ognuno ha le sue attività e valorizza, tutela, porta avanti e cerca di fare da collante nella società, al di là di questa emergenza che stiamo vivendo. Quindi per me è una cosa fondamentale. Ricordiamoci questa terra che la dobbiamo amare, dobbiamo goderne di questa terra, dopodiché assolutamente in prima linea per difenderla e per lottare, ma non dimentichiamoci mai di goderne e di amarla, perché sennò finiamo per lottare e amare troppo il gusto della lotta e dimenticarci per cosa stiamo lottando. Lo dico a voi, ma lo sto dicendo a me, perché questa è una cosa fondamentale. Faccio attivismo da ormai più di 20 anni, e quindi questa è assolutamente il faro maggiore per portare avanti le lotte in modo funzionale ed efficace. Spero di avervi fatto un bel sunto, probabilmente qualcosina me la sono dimenticata, ma ripeto, anche questa non è troppo la sede di parlare di determinate cose, però quello che vi posso consigliare a tutti, che questo è veramente importante: non leggete le cazzate su Telegram di gente che ha canali anche con 71.000 iscritti, dove si vede
i sardi che stanno prendendo la fiamma ossidrica e spaccando eolici, ci sono foto di cimiteri dei primi impianti eolici degli anni 2000, della prima decina del 2000, completamente caduti e devastati, e stanno dicendo che siamo noi delle lotte che stiamo buttando giù queste cose. No, non è così, non è così, né nel bene né nel male, non è così. Stiamo cercando di fare una lotta pacifica con gli strumenti che abbiamo a disposizione, ovviamente presidiando i territori in modo forte, facendo capire la forza della nostra coscienza e consapevolezza del nostro legame con la terra, ma non stiamo usando questi metodi idioti. Francamente, se avete necessità di sapere cosa sta succedendo in Sardegna, potete fare riferimento a questo canale o al canale Nuragic. L'avete conosciuto domenica sempre qua sul Labirintando, perché noi siamo persone che comunque siamo in mezzo alla gente, siamo dei territori e stiamo lavorando dal basso insieme a tutto il popolo per portare avanti questa lotta, e vi assicuro in modi che sono molto quotidiani, molto semplici: vivere la terra, goderne, dopodiché anche tutelarla e difenderla. È un'altra visione, qua non ci sono robe strane per cui noi diamo il fianco a farci attaccare perché siamo anarco-insurrezionalisti. Dentro il cuore possiamo anche esserlo, ma siamo coscienti che è una fase molto complessa e che esporsi in questo senso, a fare atti di pancia, visioni di pancia, anche soltanto commenti di pancia, significa spaccare l'intera lotta. Non abbiamo nessuna intenzione di farlo, quindi cari mia community, vi dico: venite qua, andate da Nuragic, insomma vi posso dare indicazioni su chi veramente sta lavorando in questo senso. Tutte queste altre cazzate lasciatele da parte, perché è roba che si usa per fare scoop. Sappiamo come funziona il mondo della controinformazione, che devono fare sempre i fighi in questo senso, i super complottisti, quelli che insomma vedono il mondo completamente alternativo rispetto agli altri. La vita è molto molto più semplice, la terra è qualcosa di molto più semplice. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Adesso dopo la sigla ci saranno appunto gli eventi di questo fine settimana, prima di tutto anche il passaggio di quel pezzo di pala dal porto di Oristano. Buona visione, spero di avervi dato un quadro generale, farvi vedere anche qualcosa di come sta accadendo, e poi se ne parla più avanti. Io sono sempre qui, torneremo a parlare dei nostri argomenti antropologici, dei nostri argomenti esoterici e simbolici, come sempre abbiamo fatto, però in questo momento c'è assolutamente l'importanza di parlare di questa lotta fondamentale, perché senza terra non c'è uomo e non c'è donna e non c'è cultura, non c'è nessuna espressione neanche della ricerca interiore. Un abbraccio in buono a ZB, subito dopo la sigla. Ce l'avevo 20 kg di trazione, cavolo, se n'è andata un botto di gente, ma un botto. Adesso voglio vedere con me questa cosa. Vabbè, a me mi hanno preso perché mi hanno detto che mi
Nuda, nazi zazına jaga. Pom, 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 pom. Questo non hai perso niente, non hai perso assolutamente niente, come l'abbiamo vinto noi. Ragazzi, bravo. Capito perché mi Care cittadine e cari cittadini, ovviamente è con lo sgomento e l'amarezza più profonda che chi vi parla cerca di descrivere quello che sta accadendo oggi alla nostra isola e al nostro territorio.
Il Sarcidano attualmente dovrebbe, in base alle richieste di allaccio preventivo e in base ai progetti che sono già stati avviati, dovrebbe accogliere il 10% di tutto il gravame sardo, attraverso centinaia di pale eoliche alte oltre 200 metri e attraverso la perdita di centinaia di ettari per la costruzione di campi fotovoltaici. Ora, è difficile cercare di descrivere l'indescrivibile e di spiegare l'inspiegabile, perché quello che sta accadendo in Sardegna è qualcosa di inaudito. È un vero e proprio processo di robotizzazione, di industrializzazione della Sardegna rurale, in cui chi entra nel nostro territorio entra senza nemmeno bussare. Se non vendi il terreno, te lo espropriano, e una volta che questi impianti saranno costruiti, il nostro paesaggio e dunque la nostra identità verrà cancellata per sempre e non sarà possibile tornare indietro, mai più. E tutto questo viene fatto in cambio di cosa? In cambio di niente. Perché l'energia che questi impianti produrranno andrà al centro-nord, dove ci sono le regioni in deficit energetico, cioè le regioni che consumano più di quello che producono. Mentre invece la nostra isola, come ben sappiamo, è un'isola di 1,5 milioni di abitanti, è un'isola in decremento demografico, è un'isola in cui i consumi civili hanno il segno a meno, sono in riduzione, in cui i consumi industriali stanno calando. Eppure quest'isola e questo territorio, invisibili i nostri territori, quando si tratta del rispetto dei nostri diritti sociali, come la sanità o l'istruzione, sono ben visibili nel mirino di queste imprese, quando invece si parla di speculazione. Che cosa possiamo fare noi, che cosa abbiamo provato a fare noi contro questa nuova colonizzazione della Sardegna? Perché in realtà in passato, in altri settori, per altre ragioni, la Sardegna è stata sottoposta a un trattamento analogo, come quando ci hanno deforestato senza nessuna pietà, trasformando la Sardegna, che era una terra ricca di vegetazione e di acqua, in una terra arida, brulla e priva di importanti risorse. Lo hanno fatto quando ci hanno industrializzato attraverso il settore minerario e poi attraverso il settore petrolchimico. Eppure, nonostante quelle colonizzazioni fossero barbare e brutali, qui si fa un salto di qualità. Si fa un salto di qualità, perché in luogo di questa barbara industrializzazione della Sardegna rurale non resterà alla Sardegna e ai sardi niente, nulla, assolutamente niente, né un posto di lavoro, né una riduzione dei costi energetici per le nostre famiglie e le nostre imprese. Andrà a spiazzare completamente quelli che sono stati i tentativi di economia sostenibile finora fatti nel nostro territorio. Andrà a distruggere le filiere del grano a cappelli, del vino di qualità, le imprese agrituristiche, il paesaggio che sta producendo turismo, l'archeologia. La Sardegna è un museo a cielo aperto, 8.000 nuraghi, 2.500 domus de Janas, centinaia di chiese romaniche, pozzi sacri, tombe dei giganti. Tutto ciò non potrà più essere valorizzato se questo saccheggio verrà attuato. Noi abbiamo cercato di opporci con gli unici strumenti che dei cittadini inermi avevano a disposizione, ovvero la democrazia civica, l'auto-organizzazione, lo studio e la proposta. E oggi per la prima volta in quest'isola
Noi possiamo parlare non più soltanto di un coordinamento di comitati che cerca di organizzarsi, ma possiamo finalmente parlare di un movimento sardo contro la speculazione energetica, di un fronte unico del popolo sardo contro la speculazione energetica, perché il lavoro dei comitati sta riuscendo a destare dalla distrazione o dalla mancanza della dovuta attenzione importanti strati intellettuali di questa regione, la stampa, gli amministratori locali, le associazioni e una grande parte di popolo che un anno fa ignorava l'entità di questa minaccia. Oggi in Sardegna non si parla d'altro se non della minaccia che ci sta per colpire. E questo è un grandissimo risultato che abbiamo raggiunto. Ma la battaglia non si gioca solo sul piano mediatico, si gioca anche sul piano mobilitativo. Oggi in Sardegna i sardi, nei punti caldi della crisi, si organizza, fa presidi, fa picchetti, fa blocchi stradali, qualcosa su cui solo 6 mesi fa molti di noi non avrebbero scommesso poi tanto, e invece sta accadendo. Si moltiplicano le iniziative, nascono nuovi comitati e stiamo cercando di reagire anche dal punto di vista giuridico-normativo, perché noi non abbiamo escluso nessun livello di questa battaglia, abbiamo tenuto in debito conto tutti gli aspetti. Di questo grande movimento di civismo in difesa di questa terra. Il Sarcidano è stato il primo fuoco di resistenza contro la speculazione, il primo che ha aperto gli occhi e che ha deciso di attivarsi. Quindi sono io onorata di essere qui in questa comunità e grazie per avermi accolta come prima cosa. I primi passi da gigante che sono stati portati avanti da Emilio, da Gigi, da Marta e da tutti, non vi posso nominare tutti, hanno fatto sì che anche per gli altri territori della Sardegna, che ricordiamo, come è già stato detto dal sindaco di Genoni, è vero che ci distinguiamo per molteplicità di paesaggio, di varietà, di biodiversità culturale, che emerge necessariamente dalla prossimità delle comunità con il paesaggio. Perché il paesaggio non è estraneo a noi, non è un luogo della mente, una cartolina da contemplare. Sicuramente emotivamente è ciò che ci tiene vivi, che ci accende il fuoco della passione, che è quello che oggi ci porta qui. Ed è quello che si sta accendendo in tutte le comunità di Sardegna, proprio l'attaccamento alla bellezza della nostra terra e della nostra cultura, che è strettamente connessa alla natura in cui abbiamo avuto la fortuna di nascere. Ed è proprio questa biodiversità culturale, naturalistica, paesaggistica, che è il nostro vero tesoro, la nostra vera risorsa, l'unica che ci è rimasta forse. Ha già fatto qualche riferimento poco fa, Gigi, che cosa ci è rimasto in questa terra? I servizi, da quello sanitario a quello stradale, banalmente chiamato, all'istruzione, sono oramai ridotti all'osso. E che cos'è che ci fa attraversare il mare a testa alta ed essere fieri di dire sono sardo? La bellezza di questa terra, la diversità del nostro patrimonio culturale rispetto al mondo intero. Abbiamo una regione che è un museo a cielo aperto e si esprime in una unicità. Nessun popolo al mondo ha il patrimonio archeologico che ha la Sardegna. E che cosa ci vogliono togliere? L'unica cosa che ci è rimasta, questa. Perché ce la vogliono togliere? A favore di chi? La narrazione è sempre la stessa. Dall'esterno devono arrivare per civilizzarci. Perché siamo sempre stati considerati come un popolo sottosviluppato. E quindi chi si oppone, in primis i comitati, sono dei detrattori dello sviluppo. La transizione è necessaria, certo che è necessaria. È davanti agli occhi di tutti quello che sta succedendo, anche se noi in Sardegna siamo privilegiati. I centri urbani non sono fortunatamente diffusi e perciò non entriamo in contatto con quello che sono le evidenze proprio che nel quotidiano incidono nella vita di un cittadino. E che oggi sicuramente non è qui perché spesso è talmente drogato da quelli che sono i servizi di opportunità che un grande centro bipolare, che si è dimenticato della bellezza e
cosa fondamentale che ci permette di essere vivi con passione e non di sopravvivere, il contatto con la natura, la relazione, che ancora in Sardegna resiste. E come resiste sia nella vita quotidiana sia nelle grandi celebrazioni che in tutta la Sardegna negli ultimi anni stanno riportando in vita la nostra grande origine culturale, che è quella della grande madre terra, i ritittoni che attraverso il nostro carnevale oramai non sono più una rappresentazione di folklore, ma sono vita vissuta in cui ci emozioniamo, in cui ritroviamo il rapporto. Tutto questo è in pericolo perché distruggere il paesaggio attraverso l'imposizione di impianti di taglia industriale è una frapposizione tra noi e la natura, tra noi e la nostra possibilità di creare, di immaginare, di innovarci, definirci e ridefinirci come popolo autodeterminato. E tutte le possibilità di autosviluppo dal punto di vista turistico, dal punto di vista culturale, per un'agricoltura e una zootecnia di qualità, passano necessariamente attraverso il nostro rapporto diretto con la terra e tra di noi. E ci stanno mettendo dei pali giganti di 240 metri e delle distese di silicio per ettari, ettari, ettari. È uno scollamento, è un distacco quello che vogliono. Vogliono che noi siamo totalmente asserviti a delle logiche di produzione imposte dagli altri. Vogliono allontanarci dalla nostra autonomia di produzione, di ridefinizione, dalla possibilità dei nostri figli di creare quello che noi non siamo stati magari in grado di fare. Perché quando parliamo di possibilità di sviluppo di un turismo alternativo, lento, inclusivo, rispettoso del paesaggio e della natura, se non ci siamo riusciti fino ad oggi, non è detto che i nostri figli non ci possano riuscire, ma noi dobbiamo metterli nelle condizioni che quella possibilità ci sia. Se trasformiamo la Sardegna in una landa industriale destinata semplicemente alla produzione di energia elettrica per salvare il pianeta, cioè la Sardegna, che è un puntino meraviglioso ma è sempre un puntino nell'universo mondo, come può salvare il mondo dai cambiamenti climatici? Deve fare la sua parte, ma la sua parte deve essere commisurata a questo territorio, nel rispetto di questo territorio, delle comunità e della natura. Quando io parlo di comunità ci tengo, non è solo l'essere umano, è l'essere vivente in sé e per sé, è la natura, sono gli animali, siamo una comunità integrata, non possiamo pensare di sentirci distaccati da questo. Ed è proprio questo che ci ha condotto a un modello di consumo che per il nostro agio e per i nostri privilegi deve saccheggiare questa madre. E ora, se molti di voi non sono sensibili magari a questo, è in gioco, come ho detto prima, non solo la terra, ma il sangue. Siamo in gioco noi come popolo. La nostra sopravvivenza è decretata da questa sfida. O la vinciamo o la perdiamo. Sono arrivati da lungo tempo, dal 700 fino a oggi, ma questa è la battaglia definitiva. Stiamo decidendo di vivere o di morire, non abbiamo alternative, non abbiamo speranze. E quindi questo primo fuoco di resistenza che è nato qui grazie a questa comunità si è diffuso in questo anno in tutta la Sardegna, ma dobbiamo moltiplicarci. E quello che sta succedendo a Selargius e a Oristano deve moltiplicarsi in tutte le comunità. I cittadini di quelle comunità devono presidiare i cantieri che spero non si apriranno mai, ma purtroppo io a Oristano le ho viste quelle cose, non saprei neanche come definirle. E quei colpi di scure che un vostro autore famosissimo in tutta la Sardegna ha riecheggiato mi stanno facendo sentire come rombi di tuono, e vedere quei mostri non può essere non considerato come l'ultimo attentato alla nostra vita, alla nostra esistenza. E quindi l'appello che faccio è non solo mettere un like, non solo dire dovete fare, dovete esserci, ma dobbiamo esserci. Non potete essere voi, ma dobbiamo essere noi insieme. Perché quando il popolo si rende conto di avere il potere che realmente ha, ma che qualcuno gli ha fatto credere di non avere più, perché ci fanno sentire come delle formiche schiacciati dai giganti, se recuperiamo consapevolezza che nell'unione possiamo tutto, allora anche questo che in molti vedono ormai come un qualcosa di compiuto e quindi si arrendono passivamente a una rassegnazione, anche quelli si potranno svegliare. E quindi comunità dopo comunità il nostro compito è quello di moltiplicarci, di essere presenti per noi, per la nostra madre terra, affinché questo disastro non si compia.
affinché le comunità e la vita sia rispettata. La transizione è possibile, ci sono delle formule, io oggi non vi voglio annoiarvi su quelle che sono le proposte dei comitati, ma ci sono. Magari in un'altra occasione, ho pochissimi minuti quindi non vi voglio annoiare di più, sarà possibile ma magari anche elencarle. Gigi già vi ha parlato di una proposta di legge, quindi vi invito ad essere insieme, a tenerci per mano, al di là delle ideologie, di tutte le credenze, di partito, di questo, di quest'altro, dobbiamo essere un corpo unico, il nostro corpo a favore del corpo della nostra grande madre Sardegna. Grazie. Io trovo un primo responsabile che è stato Mario Draghi, è passato proprio a livello su tutte le nostre teste, su tutti i nostri nuraghi, sul futuro dei nostri figli. Una seconda responsabile la trovo oggi nella Presidente del Consiglio, che nulla dice in merito. E mi sia consentito dove sono i nostri deputati a far valere questa voce. Non li vedo nei comitati, non li vedo a fianco in queste manifestazioni, non li sento, questo è il problema, non li sento, non sento dir loro nulla contro questa speculazione energetica. Come ha detto bene chi mi ha preceduto, abbiamo accettato la SARS, abbiamo accettato il deturpamento delle coste, sono passati con le miniere in altri tempi, hanno lasciato solamente bonifica da effettuare. Abbiamo una delle terre più inquinate d'Italia, siamo convinti invece è la più inquinata d'Italia, al di sopra della Terra dei Fuochi che è la Campania. Le bonifiche costano e oggi ci ritroviamo, come dire, a pagare opere per le quali non siamo stati protagonisti, non abbiamo avuto la capacità di combattere allora, forse la dovremmo trovare oggi questa capacità. Sono anche uno che si iscrive a quel partito, a quel partito che pensa che il 28 aprile, ovvero Salvia della Sardegna, non sia ancora arrivata. Io sono dell'idea che abbiamo avuto, come dire, dei picchi di indipendentismo, dei picchi gli ultimi anche, diciamo, nel Novecento, forse nel 2005, poco a poco con la protesta contro il Parco del Gennargentu, ma il Prato Bello era nel 66 o 69? 66 era il parco della General Piani, 69. Ora, se c'è un momento in cui forse vale la pena di combattere una battaglia, è proprio questa. Forse sta arrivando Sapienza Sardegna, forse cerchiamo di farla arrivare. Sono anche, prima abbiamo detto tradito, perché a un certo punto con la mia comunità, non da solo come sindaco, non come un imprenditore, eccetera, stavamo ragionando sul dare energia alla nostra comunità, ai nostri cittadini, energia pulita, energia gratuita, che avrebbe in qualche modo portato, erano 3 ettari di fotovoltaico, alle casse della comunità, non del comune, le casse della comunità portavano circa 300.000 euro. Con 300.000 euro noi, come dire, potevamo aprirci veramente al mondo con questi 300.000 euro. Bene, una norma, era tutto pronto, il comune stava diventando produttore di energia, anzi la comunità stava diventando tutto pronto, salvo arriva un'interpretazione di una norma, l'ennesimo tradimento. Noi non possiamo superare come comunità energetica un megawatt, non solo, ma quel megawatt, qualora facessimo anche il megawatt, quella energia prodotta noi non possiamo venderla. La devono vendere, come dire, le multinazionali, che viene da fuori. Noi, facendo un'operazione democratica, ce l'hanno bocciata. Pazienza. Vi chiedo di nuovo scusa se ci ho messo un po' di emozione, di passione e di incazzo come qualche volta detto prima di me. Distruggendo la nostra terra, distruggendo il paesaggio, l'ambiente, che sono forse gli ultimi beni che ci sono rimasti a noi sardi. Non siamo d'accordo che prendano per 20 anni gli incentivi dall'Unione Europea per fare miliardi e miliardi di euro di guadagni, non di lire, di euro,
di guadagni, di profitti sulla pelle nostra. Non siamo d'accordo su questo, lasciando a noi, a quelli che vendono, affittano la terra, lasciando ai comuni una manciata di briciole, come facevano i colonialisti quando dominavano l'Africa e lasciavano agli indigeni locali 4 coperchi, pettinini, specchietti, insomma, per farli felici e contenti per un giorno e li toglievano invece l'oro che c'era sotto i loro piedi. Non siamo colonizzati a tal punto o autocolonizzati da venderci per 4 stracci. Siamo un popolo fiero, siamo un popolo che sappiamo capire chi è amico, chi è nemico e chi è falso amico e vogliamo tracciare una strada indicata da noi. I comuni, i sindaci, i comitati, i sindacati, le nostre comunità hanno da tempo tracciato uno sviluppo. Non deve essere permesso a questi criminali di venire qui e di poter sconvolgere tutto ciò che noi abbiamo prodotto solo per fare i loro profitti. Li conoscete voi a questi signori? No, non sappiamo neanche chi sono. Sono soltanto sostenuti da aziende veramente scalcinate con 10.000 euro di capitali, che agiscono per nome e per conto loro. Ovviamente c'è sempre un ascaro o un servo locale che li fa da scendiletto per tracciare come una guida indiana il percorso in cui devono andare. Questi sono i servi sardi di cui ci vergogniamo noi, la maggioranza, la stragrande maggioranza del nostro popolo. Dunque attenti alle cose che stasera tutti ci verranno a dire, che ringrazio. Sei abituato male, mi sa. Ma l'ha capita la battuta. L'ha capita la battuta. Noi, ma che si approvendi, poi fai questo video in noi
è oppigato su nuragi dei sparas, come del simbolo di tutti i nuragi e di tutti i sintus archeologici che vunti in grande pericolo per tutta questa speculazione che mi è desagattare, perché non ci crediamo che potendo pago di energia a birdi, si devono queste cose a costo dei siti archeologici e delle ricchezze e delle bellezze che teniamo in Sardegna. E dunque, se noi poi donare il suo contributo cosa nostro di salvaguardia di questo luogo. Antonella, tanto su questa terra tu ci tieni, se mai da me, dai c'è. È certo, che ne nasce un noi da vedi in sugoro e non si da scaresciri. E pensi se commenta esercitanese che esce però sono regi spara, sai c'è? Certo, questa è stessa terra cosa mia, adesso nasce a noi e poi fatto un viaggio di giro, ma a capo se è aperta a noi questa possibilità, e ho cercato 4 luoghi su dove vai, ma a capo bisogna insarcitare che è noi dentro su sangue, cosa mia, e ho tenuto tutta questa disponibilità del suo comune, ovviamente dessa associazione Sarcidano e dunque se ho tutto su noi come ti potevi dire. Si proiga di proi, però non so se che s'acqua srepete s'acqua. Ascolta Antonella, ma poi sono ragi, secondo tu, sinno dei testi sono ragi? Sono ragi esti usino, secondo me, ma secondo su chi mega da dendiesire a pillo di tutto i scavo, poi vince si è accostato dei giganti del Monte Brammanti, da ragattari, riproduzioni dei sono ragi. E dunque, a noi si pensa che sia la costruzione che fu sacra, poi non ragi così tutto. E dunque, esti come biesi, esti un adurri, come ti narra vince Enrico, che è il vice sindaco di Isi, che narra no, sui sturrisi, da tenere su giai, non di tenere a bisogno di gusto a legge che voi in brutta sul logo. Fatta se è vero, da sostenere da perda. Ferro, porcheria, ma che avesse scetti ferro? Fonti fatte da cose che poi scappa dalla Sant'Ansa terra ad ogni schifezza, che poi io senti spilloisi che bocano, i sapisi, d'ogni razza de cose che invece si scrive a questo ecosistema cosa nostro. Grazie Antonella. Lo aggiungo una cosa, che noi siamo su Zerriauso, dei antichi nostri, che in tanti pesano tutta questa bellezza, se su Zerriauso a da difendi, e dunque si aspetta da tutti, mi comprendi? Te sei ragione, aspetta da tutto un oso, tutto su un pari. Grazie Antonella, grazie a noi, se noi, tu cervelli sono la mia Manifestazione sicuramente importante in un luogo simbolo per Isili e per tutto il territorio del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, in difesa di un territorio che sta subendo questa imposizione delle pale eoliche e dei pannelli fotovoltaici che non possiamo sicuramente tollerare, quindi combatteremo fino alla fine per evitare questo disastro. Grazie.